Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Bellissima puntata che va a chiudere il trofeo Triveneto di ciclocross e il Mastercross Selle SMP. Una novità oggi in studio, il nuovo commentatore tecnico che andrà ad affiancarmi anche per tutta la stagione estiva, Moreno Martin. Ciao Ilenia, buonasera a tutti i telespettatori, per me è un piacere essere qui a Scratch. Diciamo let's go, come on alla stagione estiva di Scratch, cominciamo così, ormai alle porte. I quattro banditi, Ma te non dovevi andare in ferie? Il tuo mentore me lo spedisci in gattabuio, io manco sapevo che c'era questa puntata e tu già anzi, vabbè che si taglia i capelli e assomigli un po' più a me, ma pure questo mi metti. Guarda, non c'è più religione, fatemi un applauso, va, che ribadisco il mio territorio. E intanto sono in compagnia di Paolo Garniga, amico mio, che gli voglio proprio bene. Vergognati, il tuo mentore, mi tratti così? Io pensavo che andavi in ferie, sai, volevo anche un po'... E poi dopo non è l'ultima puntata. Non è l'ultima puntata, assolutamente, perché abbiamo anche la settimana prossima e abbiamo la settimana del mondiale. Andremo a Zolder a fare un servizio particolare, un po' di colore, con Stefano Masi, quindi poi vi porteremo anche le immagini di Zolder. Comodo qua. Vuoi stare lì? Vuoi venire qui? Cosa vuoi No, non fare? ci mancherebbe altro. No, Perché so, ti do il da posto. quando sei arrivata te, poi sono arrivati altri collaboratori in questa trasmissione veramente, direi, di una pochezza esagerata. Io mi sento vecchissimo, allora è perché non so, Twitter non lo so fare, Twitter non lo so fare, lo sono antiquato, gli iPad mi pigliano per il sedere che non sono capace. Mi sento anziano, caro Paolo, dimmi la verità, tu come ti sentiresti al mio posto? Forza e coraggio. Sì, ci tocca, la vita è un passaggio, applauso, va. Fammi un let's go, va! Ma fagli un po' di domande a sto ragazzo qua. Farmelo più preoccupare perché mi intanto rovino. oggi sono contentissima perché ha fatto il commento con me, abbiamo l'ultima tappa del Mastercross a Vittorio Veneto e abbiamo commentato insieme, quindi anche per Moreno che è il nuovo, insomma, il nuovo volto che ha parlato e ha raccontato il trofeo durante... Per fortuna poco volto, perché... Sì, no, vabbè, però insomma, com'è stata la tua prima esperienza? Perché comunque tu venivi già da tanti speakeraggi, però nelle gare singole. Seguire un intero trofeo e quindi affezionarsi anche i ragazzi dall'inizio fino alla fine. È stata, ieri sera a Vittorio Veneto ho detto che è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Lo confermo assolutamente, grazie ai ragazzi e alle ragazze che hanno corso il Trofeo Triveneto e il Mastercross. E grazie soprattutto alla famiglia organizzativa, un gruppo di lavoro eccezionale che devo veramente ringraziare dal primo all'ultimo. Mi hanno fatto sentire come in casa, veramente in una famiglia, quindi spero si possa ripetere anche già nel 2016, anche se siamo già nel 2016, ma insomma si ripartirà dal mese di ottobre. E infatti lo speriamo tutti, oggi abbiamo tanti ospiti Nicola, perché abbiamo Paolo Garniga che ringrazio, abbiamo Anna Oberparleiter, vincitrice del trofeo Triveneto di ciclocross, un applauso. E poi abbiamo anche gli ospiti, tutta la compagine della Libertas di Scorzè, Michele Mogno, il dirigente della Libertas, grazie Michele, e poi con te faremo un discorso anche per quella bellissima pagina di ciclismo, che non è ciclismo ma è anche proprio vita, che hai raccontato appunto per la sfortuna di Moreno Pellizzoni, ne abbiamo parlato anche poi appunto in commento. Un saluto e poi le racconteremo più tardi anche alle atleti della Libertas di Scorzè, Gaia Palotto, Giovanna Micheletto, poi vi fate tutti un applauso, Francesca Selva, la nostra fotografa, Federico Ciolin, vincitore del Giro d'Italia. Qui davanti abbiamo anche Edoardo Tagliapietra, il nuovo campione regionale degli esordienti, e Daniel Smarzaro, che diciamo è anche il vincitore degli Under 23 per quanto riguarda il trofeo Triveneto. Nicola, vuoi fare qualche domanda? Brava, brava, insomma, diciamo che sì, in qualche maniera si difende, sì, è bravissimo. È un po' arrogante. Grazie Nicola. Argesi, questo dillo tu, io non voglio...
Però diciamo che la sua arroganza, purtroppo ahimè, è perché è brava veramente, adesso a parte gli scherzi, sa cosa dice. E allora bisogna dare, credo Paolo, speranza ai giovani, no? Perché poi qua abbiamo un comitato, non so voi come siete messi, ma insomma molto avanti con l'età, che io non dico sempre, non è che bisogna buttare via, rottamazione mi fa schifo, però la verve dei giovani ti fanno anche respirare un ossigeno diverso, ti danno più idee. Sicuramente il Triveneto è migliorato proprio con questa ventata di nuovo. Non è da cambiare tutto subito, i vecchi, gli anziani, gli esperti devono capire che forse pian pianino devono fare i tutor di quelli che saranno poi i nuovi dirigenti, e noi nel ciclismo abbiamo soprattutto bisogno di un cambio dirigenziale. Sono d'accordo. Ecco, una cosa che volevo considerare anche con te, Ilenia, è proprio questo: quest'anno, forse più degli altri anni, si è replicato a un'egemonia che c'era, no? Anche a volte bisogna pure parlare, ci sono degli sponsor che sono più ingombranti di altri e tendono sempre a fare un po' i comandanti. Ecco, quest'anno l'egemonia non c'è stata, non si è respirata, e anche tutti i gruppi vari degli organizzatori mi sembravano fossero più liberi, più tranquilli, e si è anche andato molto più d'accordo. Questa è un'impressione che ho avuto io raccontandola. Beh, l'impressione da fuori sicuramente è già diversa da chi lavora dentro. Magari sentiamo, visto che appunto avete organizzato, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, Michele, della gara di Scorzè. Voi insomma sono tantissimi anni che siete all'interno del trofeo, avete anche negli anni ospitato campionati nazionali, avete ospitato gare di Giro d'Italia, gare internazionali. Come vi sentite voi come Libertas all'interno del gruppo del Trofeo Triveneto? Beh, sicuramente bene, anche perché gli organizzatori sono appunto di vecchia data e quindi sono degli amici, c'è un ottimo rapporto ed è sempre un piacere dare il nostro contributo, perché noi la vediamo anche da questo punto di vista, insomma, che ognuno deve fare la sua parte, insomma, e quindi anche noi a Scorzè cerchiamo di dare il meglio e ci troviamo molto bene, insomma. Poi sono 42 anni. Sono tanti anni, e poi anche il Mastercross secondo me dall'anno scorso è cresciuto moltissimo. Anche come partecipazione. Volevo magari sentire Anna, che ha perso per pochissimo proprio ieri la maglia, la vedremo più tardi, ma che comunque ha partecipato a tutte le prove del Mastercross. Se c'è una gara quest'anno che ti è piaciuta più delle altre, e perché? Ma devo dire che c'è una gara che mi è piaciuta molto di più, è stato Lucinico, perché quella gara lì assomiglia molto mountain bike, con un pezzo dentro nel bosco, così un po' da guidare, però c'è anche il prato dove fai la differenza, quindi lì mi sono divertita tanto, però tutte le altre sono anche molto belle. Tra l'altro, anticipo una cosa, abbiamo parlato con Alessandro Bigliani, quindi in questi giorni nella pagina del Trofeo Triveneto di Facebook lanceremo il sondaggio per premiare appunto la tappa che è piaciuta di più. Quindi ragazzi, andate a votare, perché poi la tappa che vincerà, ci ha promesso Maurizio Schiavondi un piccolo premio di rappresentanza, sarà ospite a Scratch e verrà appunto premiata. Ah, bellissima come idea. Ma te ne dirò un'altra. C'è stata la famiglia, beh, qua si parla di famiglia, tante volte possiamo anche dire ci giochiamo sta roba qua, famiglia, che chi all'esterno può pensare, vabbè, sempre le solite pippe. No, è vero, perché per esempio la famiglia di Andrea Pozzato ha detto: ma come non facciamo la cena, che ci troviamo tutti insieme? Questa è una questione un po' più intima, per la carità, ma la dice lunga sulla volontà di ritrovarsi. Allora seguiteci sui social, perché comunque qualcosa organizziamo. Ci avete chiesto anche i DVD, quest'anno siamo un po' più a rilento, vediamo cosa riusciamo a fare. Comunque seguiteci sui social, la pagina di Scratch. Ma andiamo avanti queste gare meravigliose che andiamo avanti queste gare, Moreno, le abbiamo commentate assieme, sono state veramente delle belle gare, il nuovo percorso di Vittorio Veneto, e quindi direi che li possiamo anche mandare, no? Mi dai un let's go sul... Di nuovo? Se no sì, ti spacco la testa, lo mandi, eh? Un let's go per me, e con tutto quello che ho fatto io non mi let's go per un let's go per me devi farmelo, fammi un let's go, dai, anche silenzioso, però fammi un let's go. Let's go, come on. E quelle silenziose sono via tutte le tappe, Mastercross, Trofeo Triveneto, Vittorio Veneto. Quasi quasi che ride pure la Giovanna Micheletto, è una cosa strana. Immagini che ci giungono da Vittorio Veneto, 31esimo Gran Premio città di Vittorio Veneto, chiaramente è in pratica l'epilogo del trofeo
Triveneto è il Master Cross, quindi chiude una stagione importante sotto la regia di Giacomo Salvador, che tante puntate ci ha fatto veramente dimostrare la sua grande competenza nei circuiti, e tanti si sono ispirati a lui. Uno tra i tanti è proprio Iari Cisotto, che è qui con noi per il commento di queste gare che iniziano subito con le esordienti. Ricordiamo che nelle categorie competitor, dagli esordienti fino ad arrivare agli elite, oggi è Master Cross, e chiaramente soltanto per la fascia amatoriale continua il Trofeo Triveneto. Ne daremo un'ampia sintesi settimana prossima. Oggi ci dedichiamo proprio diciamo così, agli agonisti veri e propri, coloro che hanno indossato la maglia di campione d'Italia della scorsa settimana, e insomma tante cose si sono fatte in questo anno. Certo è che un Davide De Pretto, un Torcianti, oggi un Davide De Pretto in splendida forma, sta facendo veramente brillare gli occhi. Chissà se questo ragazzo avesse avuto la forma giusta anche a Monteprat. A te, caro Cisotto. Sì, diciamo che è stato molto sfortunato De Pretto in questa stagione, però si sta togliendo le sue soddisfazioni in questo finale. Diciamo che si vede che ha ancora la voglia di correre, appunto, essendo stato fermo per parecchio tempo. Arrivare a Vittorio Veneto con molta motivazione è difficile, perché la stagione di cross è molto logorante, e quindi per lui, diciamo, è stato un punto a favore per questa gara. Con Davide De Pretto abbiamo detto che secondo Monteprat questo era un percorso leggermente diverso da quello di Pontoni, però certo è un percorso anche molto tecnico, dove chiaramente gioco forza fanno valere veramente le doti tecniche e tattiche dei corridori. Anche qua bisognava saper guidare molto, e quindi era uno di quei percorsi che insomma lasciava il segno. Sì, un percorso, sappiamo, sempre molto duro Vittorio Veneto. Quest'anno forse è secondo solo Monteprat come difficoltà, come asperità, come salite, però è aumentato molto il livello tecnico, appunto, come dicevi tu. Le discese sono diventate veramente toste, in più si è messo anche il ghiaccio, che non si vedeva, ma nei tratti all'ombra era veramente molto molto insidioso. Infatti abbiamo visto molte cadute, ecco, neanche adesso, fortunatamente senza conseguenze. D'altronde il ghiaccio era leggermente sotto, poi quando chiaramente passano i corridori si mischia tutto, diventa veramente un terreno ostico. Bene anche Lara Crestanello insieme alla Borghesi, Faoro e la Nicol Pesse. Ecco, un po' quando si dice nel ciclocross è sempre a tutta, sia nelle categorie esordienti, poi allievi, junior e così anche gli elite. Tante volte ci sfugge il fatto che questi sono un vero e proprio cronometro. Negli esordienti, negli allievi mezz'ora, ma per quanto riguarda poi gli elite un'ora, e un'ora tutta. Non è che ci possono essere insomma dei momenti di pausa come può succedere sulla strada. Sì, veramente è come un cronometro, in più è ricca di rilanci, quindi bisogna avere veramente un'ottima gamba e avere anche una gran testa, perché finché si corre mezz'ora si può andare veramente al 110% e si arriva alla fine. Quando passi a correre 40 minuti, ancora più un'ora, devi riuscire a stare sul 99-98%, perché sennò, se aumenti quel poco in più, rischi di non arrivare alla fine e di saltare per aria. E tante volte le cadute sono anche forse per la troppa potenza espressa nei circuiti precedenti, antistanti a queste salite, e tante volte si arriva un po' con un po' di acido lattico nei muscoli, e quindi anche la testa la fa veramente da padrona in queste situazioni. Una cosa certa va detta, che gli esordienti mi pare che siano oramai come gli allievi di qualche anno fa. Crescono veramente bene, crescono in maniera diversa rispetto agli allievi di 10 anni fa, di 12 anni fa. Ma sicuramente sì, perché adesso sono molto più seguiti, si punta anche a migliorarli, soprattutto nella tecnica, che dal mio punto di vista è veramente fondamentale. Magari a quell'età lì bisogna un po' tralasciare gli allenamenti dal punto di vista fisico, però la tecnica è fondamentale, perché così si divertono e imparano veramente a guidare bene la bicicletta. E vediamo proprio il giungere al traguardo di Davide De Pretto, una grande prova per lui, che chiude bene a Vittorio Veneto. Chiaramente Olivo, Brian della Bannia Sport Dilettantistica, Sandri Iordi, poi Cassol Daniel, Gallai Igor. Questa è stata veramente la giornata degli esordienti al primo anno, che si sono presi una rivincita tostissima nei riguardi dei secondi anni. Questo è un Gabriele Torcianti
febbricitante, chiaramente ha avuto qualche problema qui a Vittorio Veneto, però comunque lui è leader del Triveneto e anche del Mastercross. Qua vediamo una affaccendatissima concorrente nell'ultima salita, qua vediamo ancora non soltanto la Pesse prima, adesso anche Lara Crestanello che perde un po' di tempo prima di arrivare al traguardo, ed è proprio la Giada Borghesi del team Trentino Ale che vince proprio su Nicole Pesse. Ricordiamo Nicole Pesse, campionessa italiana, neocampionessa italiana, e Lara Crestanello in terza posizione. Quindi si conclude qua il discorso delle donne esordienti. Ricordiamo che la Lara Crestanello che comunque vince il Mastercross. Per i dettagli e le classifiche vi diamo appuntamento a settimana prossima con tutte le grafiche. Qua vediamo i podi di giornata, mentre diamo la linea alla seconda gara di giornata, che è quella che vede principalmente coinvolti gli allievi al primo e al secondo anno e quindi tutte le allieve. Qua vediamo un omaggio di Giacomo Salvador del comitato organizzatore a Filippo Fontana, il quale veramente ha fatto brillare gli occhi in tutta la stagione, e lui veramente è un po' la rivelazione del 2015-2016, è un talento naturale, lui pare che vada in bicicletta nel ciclocross quasi come andare su strada. Sì, veramente ha una semplicità di andare in bicicletta pazzesca, è cresciuto davvero tanto dall'anno scorso, è ancora piccolino ma va veramente veramente forte, si sa figlio d'arte, però c'ha del suo, insomma. Ma vuol dire poco, tante volte i figli d'arte sono delle ciofeche spaventose, qua bisogna anche avere un po' di, diciamo così, anche qualche dote personale. Io lo trovo addirittura forse più forte del papà, in proiezione lo andremo a vedere da quando comincerà a essere allora juniores, e poi dopo pensate deve ancora crescere questo ragazzo, quindi se tanto mi dà tanto sarà una cosa spaventosa. Partite anche le donne, vale a dire le donne allieve, con Ilaria Pola, con la Zontone, con la Grillo, con la Guadagnin, la Pagotto, insomma tutte quante le top player che abbiamo raccontato in questa giornata. Intanto anche uno Zaccaria Toccoli che va con la bicicletta da mountain bike. Oggi però secondo me andare con la bicicletta di mountain bike paga Vidazio. Dipende, diciamo che nelle discese forse poteva avere qualche vantaggio in più, però il terreno comunque era scorrevole, c'era da spingere, una mountain bike sappiamo è un po' più lenta su queste situazioni. Comunque Zaccaria è un ragazzo molto forte, ha fatto bene a mettersi alla prova qui a Vittorio Veneto. Vediamo la maglia di leader del campionato italiano di Filippo Fontana, ma un cover che non ci sta, e quindi diciamo in qualche maniera riesce a fare la partita doppia insieme a Filippo Fontana. Filippo Fontana insomma forse non era ai giri massimi come ci ha dimostrato in tutto questo trofeo. Ricordiamo ha vinto la maglia del trofeo Triveneto e sicuramente vincerà anche il Mastercross. Un cover che strizza l'occhio a Filippo Fontana, si invola a vittoria certa in casa di Giacomo Salvador. Lo vediamo in questa ripresa da lontano di Alessandra Gazzola, che riceve, e chiaramente con l'applauso del folto pubblico, proprio cover che va a vincere su Filippo Fontana e Mattia Olivetti. Bene anche Federico Ceolin, campione del Giro d'Italia del ciclocross, che lo abbiamo in studio. Intanto i complimenti di Mirko Barattin anche per il fair play dimostrato da questo talento della Sanfiorese. Per quanto riguarda poi le altre posizioni sono Dalla Valle, Toccoli, Zaccaria che con la mountain bike ha fatto molto bene, ricordiamo che questo è un talento nel mountain bike indiscutibile. E andiamo a vedere anche per quanto riguarda tutte le altre classifiche. Tanto abbiamo visto anche De Piaz Marco, Vidotto Fabio vince su Saligari Luca, e Uez Emanuele al terzo posto nella categoria allievi al primo anno. La nipotina di Giacomo Salvador in questa bella copertina, e come appunto vediamo proprio Fabio Vidotto che vince qui a Vittorio Veneto, cugini sportivi del Ponte lì vicini, insomma vincono quasi in casa. Bene anche Luca Saligari e Uez Emanuele del Tettamanti Bike Solution. Per quanto riguarda le donne allieve adesso le vedremo, tanto cogliamo ancora Uez, anche Uez è un bel corridore, insomma ci ha fatto veramente brillare gli occhi in tutta quest'annata. Bene Ilaria Pola che comunque insomma non sarà contenta, ma vince il
trofeo Mastercross, Asia Zontone e Grillo Alessandra. Eccola qua, la Pola Ilaria da lontano. Complimenti del grande pubblico, lei è molto felice di indossare questa maglia, insomma si è dimostrata una atleta, diciamo così, coerente e soprattutto anche molto costante nelle sue performance. Eccola qua, una contentissima Asia Zontone che va in seconda piazza e la campionessa italiana Alessandra Grillo. Insomma, belle questi arrivi, soprattutto esaltante la giornata di festa con i podi. Oggi si respirava un clima un po' meno teso visto e considerato anche nelle altre gare. Sì, ovviamente l'ultima prova, tutti sono molto più rilassati, l'italiano è passato e quindi è solo una festa conclusiva di tutta la stagione, veramente divertente, vediamo c'era un po' di folklore, veramente bellissimo. E noi ci auguriamo che il folklore possa crescere, perché forse l'unico punto di demerito di questo trofeo Triveneto e del Mastercross è proprio forse la mancanza di folklore, cercare di adattare ogni percorso un paddock, diciamo un quartiere tappa sempre simile uno all'altro, che possa accogliere non soltanto i tifosi, i corridori, ma che possa anche creare quel minimo di condivisione anche allegra come in questo caso. Sono partiti a questo punto gli junior maschi e le junior e le donne elite. Qua è una gara chiaramente all'ultimo cortello, ma insomma andremo a vedere cosa faranno gli Andrea Pozzato, che ha fatto una stagione però è crollato nel finale di stagione. Sì, diciamo l'ultima parte di stagione, come hai detto tu, è un po' calato. Secondo me anche questo è stato dovuto un po' dai percorsi che non erano molto favorevoli alle sue caratteristiche. Sappiamo è uno stradista puro, quindi quando si trovano percorsi come questi vediamo, ecco, appunto Andrea che cade, per i stradisti appunto è un po' più difficile sapersi adattare su terreni così ostici. Vediamo che gli atleti fanno una grande fatica, nella maggior parte degli atleti appunto, nelle contrappendenze come in questo caso. Anche qua vuol dire tanto allenamento, vuol dire dedicarsi molto. Sì, bisogna avere grande esperienza sul ghiaccio, su questo tipo di terreno, e sicuramente una gran sensibilità aiuta molto, e dal mio punto di vista bisogna sapere anche sistemare, diciamo, la bicicletta per questi terreni, cioè quindi adattare le pressioni delle gomme al proprio peso e al proprio stile di guida in modo da avere un'aderenza ottima. Bene anche la Micheletto, bene anche la Damonte, ma qui vediamo una Oberparleiter sempre in testa che tira. Ecco, una cosa, la Baroni, cosa ti ha impressionato di più nel campionato italiano? E anche qua la vediamo che è sempre in seconda posizione rispetto alla Casasola. Ma secondo me non è stata una sorpresa, diciamo per molti lo è stato, però si vedeva che Francesca era un atleta veramente, veramente forte e è sempre stata in seconda posizione per gran parte della stagione. Verso il finale da Lucinico si è iniziata a vedere, stava davanti a Sara Casasola e l'italiano ha fatto il numero, è stata veramente una grande. Un Andrea Pozzato che qua deve stare attento perché lui è il leader del Mastercross, però ci è davanti uno Xillo e un Vidoni, però bisogna stare molto attenti che se non prende punti, non arriva almeno primo, perché i punti sono pochi, perde la maglia in questa gara, e quindi adesso lo vediamo attestato in terza posizione, in quarta posizione anzi, con davanti Xillo, Vidoni e Taffarel. Speriamo che possa dare il colpo, diciamo così, di reni per potersi inserire e vincere questo Mastercross, perché ci ha sempre tenuto, però chiaramente sul trofeo Triveneto è indiscutibile la sua leadership. E bene anche questo momento di gara della Casasola, anche lei un'interprete eccezionale, un po' sfortunata forse a Monteprat quando giocava in casa. Sì, ha avuto un po' di sfortuna, sai, in casa ci teneva e aveva secondo me anche abbastanza pressione, perché insomma si sa, quando si è in casa si vuole fare il meglio. Secondo me comunque un secondo posto da junior ha fatto veramente, veramente bene, ha tanto tempo davanti a lei per fare grandi risultati. Vediamo con la maglia tricolore proprio Francesca Baroni, una ragazza con una storia deliziosa e importante. Settimana prossima sentiremo una bella intervista che gli ho strappato proprio alle premiazioni di Vittorio Veneto. Abbiamo visto bene la Casasola, abbiamo visto anche benino la Leonardi che si sta difendendo in questo trofeo Mastercross e soprattutto sul Triveneto. Un gradito ritorno è proprio quella della Nicoletta Bresciani,
che è venuta a trovarci nella conclusione. Qua vediamo veramente la fatica che si fa in queste pendenze, insomma qua la telecamera inganna parecchio, ma le pendenze sono veramente del 40-50%. Sì, veramente questi sono dei muri, questa salita poi si trovava dopo un altro strappo che era da fare a piedi, che era anche molto insidioso perché era tutto ghiacciato e quindi bisognava cercare di piantare i chiodi che si hanno nelle scarpe, e poi subito dopo c'era questa che veramente tagliava le gambe. Abbiamo visto Calloni che non è l'ultimo arrivato, insomma a patire parecchio, infatti mi pare sia attestato intorno alla 10ª-11ª posizione. Un Andrea Pozzato, abbiamo detto, che cerca di limitare i danni oggi. Certo la maglia del Trofeo Triveneto è sua, però oggi credo che perderà quella del Mastercross. Una, secondo me, un po' sprecona Oberparleiter, perché se in qualche maniera fosse stata un po' più accorta dietro la Bulleri avrebbe risparmiato un po' di energie e non vorrei che venisse poi beffata. Ma diciamo che questo è un percorso secondo me un po' più adatto a Alessia Bulleri, perché anche l'anno scorso erano in lotta per lo stesso trofeo e fino alla fine se lo sono giocate e alla fine Alessia è riuscita ad avere la meglio. In una gara così bisogna tentare di tutto per tutto. Anna ha provato e è andata meglio ad Alessia. Però diciamo che sulle pendenze, quando uno è davanti, rischia di avere un po' più di tensione se qualcuno è alle spalle, che lo senti col fiato proprio corto vicino, anche poi indurlo in qualche maniera a fare qualche errore. Sì, quello è vero, la tensione e la pressione dello stare davanti c'è sicuramente, però bisogna tener conto che nei tratti più tecnici affrontarlo dietro, se l'atleta davanti scivola o mette per terra un piede, tu puoi cadere e perdere molti secondi preziosi. Bene, adesso vediamo in questa fase, lì davanti sempre la Oberparleiter inseguita dalla Bulleri. Queste sono le immagini del drone di Screcci. Insomma è stata anche questa una piccola chicca che ha in qualche maniera gratificato non soltanto il pubblico ma anche gli organizzatori. Sì, è veramente stupendo, poi le immagini dall'alto danno molto valore a quello che è il percorso, la location e la gara, rende tutto davvero spettacolare, quindi un grazie a voi di Scratch. E noi ringraziamo tutti quanti gli amici che hanno partecipato, perché ricordiamo che ieri oltretutto è qua, commenta tecnicamente in maniera sopraffina, ma è anche un bel corridore, insomma non sei tra i top player, però tu sei sempre là che te la giochi come se la stanno giocando in questa maniera, in questo momento, sia la Casasola e anche la ragazza campionessa italiana, la neocampionessa italiana Francesca Baroni, ancora la Nicoletta Bresciani impegnata in questa salita tremenda. Qua ce ne sono veramente tante, anche voi a Carmignano non avete certo lesinato un percorso tanto facile. Sì, ovviamente era un po' diverso, le nostre salite erano più brevi ed erano anche più veloci, quindi più semplici. Questa è montagna vera, quindi le salite si facevano sentire veramente sulle gambe. Secondo me stiamo andando nella direzione giusta a livello italiano, vedo che i percorsi finalmente iniziano ad assomigliare a quelli di Coppa del Mondo, comunque quelli del Grande Nord, e questo è qualcosa di molto positivo per far crescere tutto il movimento degli atleti. E lo si vince questo da come si sparigliano esattamente i valori in campo rispetto a una gara a un'altra, proprio perché i percorsi decidono che non sempre quell'atleta può arrivare primo, quindi anche questo vuol dire molto e credo sia stata forse la mossa vincente nei riguardi di tutti gli organizzatori e anche l'incipit, lasciatemelo dire, di quel grande Giacomo Salvador, che insomma in qualche maniera è una musa ispiratrice. Sì, senza di lui credo che il Trofeo Triveneto praticamente sarebbe andato quasi a morire, e poi diciamo ha grande esperienza, quindi dà molti consigli, anche io parlo da organizzatore, veramente senza di lui non avremmo fatto nulla. Ancora la Oberparleiter lì davanti che tira e la Bulleri, vediamo che le doti da biker le ha la Oberparleiter sulle parti in discesa in maniera così prepotente, guadagna e poi perde un po' sul misto. Sì, forse Anna non è arrivata proprio, diciamo, allenata con abbastanza motivazione, come normale che sia, insomma, l'ultima gara qualcuno si lascia un po' andare, anzi la maggior parte, e insomma è andata così. Una Casasola che si vuol prendere una grande rivincita rispetto al campionato italiano,
di Monteprat, vuole vincere a tutti i costi il Mastercross, oramai il trofeo Triveneto è suo, mentre invece Edoardo Xillo con una impennata dice: oggi ho vinto io sono il più forte qui a Vittorio Veneto e voglio concludere alla grande, e ha fatto una grande gara. Bene anche Matteo Vidoni della Caprivesi, ricordiamo la Caprivesi, una società votata e vocata al ciclocross, bella questo rallenti che ci dà l'idea della gioia con la quale partecipano questi ragazzi. Un Andrea Pozzato che saluta, è contento, vince il trofeo Triveneto, oggi ahimè perde la maglia del Mastercross, ma chi se ne frega, ha fatto una bellissima annata. Bene anche Nicola Taffarel con Zurlo Matteo che si classifica al quinto posto. Questo è il fratello di Federico che è neoprofessionista con la Lampra, e quest'anno sono convinto che ci riserverà qualche soddisfazione, mentre la Bulleri, come si diceva in precedenza, come copia e incolla dello scorso anno, va a beffare tra virgolette una Oberparleiter che lascia lo scettro di campionessa del Mastercross proprio alla atleta della Vaiano Fondriest. È una Oberparleiter comunque grande interprete quest'anno del trofeo Triveneto e del Mastercross, le ha fatte quasi tutte. Ricordiamo che lei è anche maestra di sci, quindi complimenti per il doppio impegno. Tante volte si parla dei maschi, ma tante volte ci si dimentica anche delle donne che lavorano. Elena Leonardi in terza piazza va a consacrare quello che è stata una buona annata. Maurizio Schiavon insieme a Salvador che chiacchierano e commentano proprio le fasi salienti, come in questo caso è la Sara Casasola che, come dicevamo in precedenza, si prende una bella rivincita su Francesca Baroni, che comunque alla faccia si accontenta mica, è campionessa italiana e se lo è meritato tutto. Come diceva ieri, non è una sorpresa, noi l'avevamo già adocchiata a inizio di stagione che aveva dei margini di crescita veramente importanti, e così è stato. Adesso vediamo i podi finali con tutti quanti gli atleti. Settimana prossima tutte le maglie e una promessa ve le faremo vedere dalla palestra di Vittorio Veneto, dove si sono susseguite immediatamente dopo questa gara tutte le premiazioni. Momento finale questo, dove vede Vittorio Veneto veramente cogliere gli applausi di tutto il pubblico folto per accogliere i professionisti, e qua ragazzi non si scherza. Abbiamo assolutamente due interpreti, uno è Fruet e l'altro è Paccagnella, che hanno tenuto compagnia e hanno fatto bene. Dopo questo bacio vogliamo il matrimonio, Iari, cosa dici? Sì, ci sta tutto, adesso Thomas deve impegnarsi anche da quel punto di vista. Quindi Thomas, sei avvertito, partita la gara che conclude questa annata strepitosa del trofeo Triveneto Mastercross. Ricordiamo due etichette, due loghi, due momenti particolarmente significativi dove il trofeo Triveneto ha creato veramente tutte le condizioni per poter esportare dei grandi campioni per il futuro, e noi crediamo di sì. Il Mastercross invece ha livellato, ha diciamo così limato, ha dato forma e concretizzazione a quello che è un panorama secondo noi in grandissima crescita. Noi lo raccontiamo, io lo racconto dal 1994 il ciclocross, ma oggi lo raccontano anche in altri. Vuol dire che avevamo visto giusto 30 anni fa, bisogna perseguire e soprattutto dire questo è uno sport importante, dove c'è un Sala, dove c'è un Franzoi, e ricordiamo tanti anni di differenza, ma che continuano a farci brillare gli occhi. Interpreti, qua ci sono anche i fratelli Braidotti, Pettina, insomma abbiamo tanto da raccontare. Sì, ci sono veramente tantissimi campioni. Vediamo anche Sala, che non è solito farsi vedere nel Triveneto, è venuto per fare la finale del Mastercross. È stata anche una sorpresa perché vediamo, insomma, Eanda era il primo anno, ma quest'anno ha fatto veramente un salto di qualità impressionante, perché stare con Franzoi è veramente, vuol dire avere insomma un motore veramente grosso ed essere forti veramente. Ecco, parlavamo di Franzoi che potrebbe essere uno di coloro che insomma potrebbe far bene già da settimana prossima con la prova di Coppa del Mondo, ma poi ai mondiali di ciclocross, perché Franzoi oltretutto è un ragazzo dell'82, quindi non è vecchio, anzi nel pieno della forma atletica di un uomo. Potrebbe veramente far tanto, perché voi che lo conoscete da vicino e ve ne intendete qualcosa in più di me, io credo che questo abbia una forza che al mondo ce ne sono pochi. Sì, Enrico veramente molto molto forte, quest'anno veramente è tornato alla ribalta, perché sembra di vederlo qualche anno fa quando stava lassù al nord a correre. Sono veramente felice per lui e spero che possa continuare così e migliorarsi ancora
sebbene abbia superato i 30 anni, ma sta andando veramente bene. Ma sta andando benissimo anche un certo Smarzaro, e anche insieme a Pellizzon racconteremo in finale di questa puntata la bella copertina che ha catturato la Francesca Selva con un'immagine spettacolare da Monteprat di uno sfortunatissimo Pellizzon, però insomma la vedremo dopo. E intanto qua andiamo a raccontare questo che è Stefano Sala, insomma Selle Italia Guerciotti. Alla Selle Italia di Guerciotti insomma sono dei professionisti del ciclocross, questi hanno dedicato completamente la loro vita, la loro intelligence per questa disciplina. Sì, hanno puntato veramente tutto su ciclocross e fa molto piacere che ci siano queste realtà in Italia. Da qualche anno ne sono nate altre e il movimento sta andando veramente nella direzione giusta. Secondo me tra qualche anno non avremo da invidiare niente a nessuno. Vediamo un Franzoi che prende un bel margine di vantaggio rispetto a Stefano Sala, mentre una nota, una menzione speciale va a Martino Fruet, che ha concluso una stagione veramente ricca di sfighe, si è rotto un po', si è iniziato veramente in maniera con un grande handicap, però anche qua il valore dell'uomo si vede da queste parti qua, insomma anche qua ha partito male, sta recuperando come un forsenato, è uno che non molla mai. Fruet, ecco, non sarà l'atleta che potrà vincere il mondiale, per carità, ma è un atleta che può far vincere il mondiale a livello di educazione. Sì, Martino ha grandissima esperienza, molta testa, si vede da come corre, è sempre molto calmo, sebbene gli succedano spesso vari inconvenienti tecnici, sorprende perché sta maturando sempre di più e ancora sta crescendo e migliorando dal punto di vista sia tecnico che atletico. Bene anche Smarzaro, ricordiamo che come under se la deve vedere con un certo Stefano Sala e quindi la sua è una performance veramente di prim'ordine. E vediamo quando si parlava di potenza, quando accelera, queste sono accelerate che ti lasciano il fiato sospeso, perché vediamo anche gli altri come vanno in bicicletta, non hanno quella potenza di Franzoi. Sì, Franzoi è un atleta che spinge rapporti veramente molto lunghi e comunque con estrema facilità, sembra quasi non faccia fatica rispetto a tutti gli altri che preferiscono ovviamente usare un rapporto più agile per cercare di salvare la gamba, soprattutto in un percorso così duro come era Vittorio Veneto. E forse pochi sanno che la sua potenza l'ha espressa anche tanto bene in pista, perché questo era un pistar di prim'ordine Franzoi, poi chiaramente si è dedicato al ciclocross, pista che un po' come il ciclocross è stata per tanti anni la Cenerentola, e anche nella pista potremo veramente avere grandi soddisfazioni da parte non soltanto degli interpreti ma la risposta del pubblico. Ancora uno Stefano Sala alla rincorsa di un Franzoi strepitoso, ma oggi lui si dovrà accontentare, visto come sta andando la gara, della seconda piazza, ma sarà una vittoria per lui, perché ricordiamo è un under 23, avrà ancora tanto da crescere, però una cosa è certa, andare a gareggiare quando lì davanti c'è un certo Franzoi è tutta esperienza, secondo me, ieri. Sì, è tutta esperienza, perché si capisce come chi corre da più anni di te sa correre, quindi si imparano molti trucchi, molti segreti, ma Stefano veramente ha fatto una gara strepitosa, perché addirittura dopo metà gara ha iniziato a recuperare su Franzoi. È vero, forse Enrico si era un po' rilassato perché comunque aveva un buon vantaggio, ma veramente secondo me Stefano sarà un atleta che ne sentiremo parlare alla grande in futuro. Abbiamo visto anche Mirko Tabacchi che ha testato intorno alla quinta, sesta posizione, abbiamo già parlato di Smarzaro, ma anche Marco Ponta, insomma ha saputo raccontare un bel trofeo. Quest'anno Marco sta facendo le cose, anche lui è un doppolavorista, è uno che tutto il giorno lavora, quindi anche per lui gli allenamenti diventano cosa assai faticosa. Sì, sappiamo che Marco adesso è impegnato con l'esercito, lui solitamente, come ha fatto anche quest'anno, va molto molto forte a inizio stagione, la sua forma la trova lì, quest'anno ovviamente in più col lavoro che gli è arrivato, insomma deve fare un po' più fatica per allenarsi, ma comunque è un signor atleta. Fasi conclusive qua in questa visualizzazione abbiamo visto proprio i top player, abbiamo visto proprio nell'ordine Franzoi, Sala, Frue, Paccagnella, Tabacchi, Smarzaro, Gollinger, che è un austriaco questo, insomma tutti lo temevano, però insomma lo hanno tenuto abbastanza lì, ed è un vice campione del mondo, questo qua, vice campione di una prova di Coppa del Mondo.
Evidentemente ha trovato una giornata nera, una giornata no, ci sta tutta, comunque il suo nome è abbastanza conosciuto, quindi un atleta forte. Ha fatto molto piacere vederlo a Vittorio Veneto perché aumenta il valore della gara e sicuramente avvicina molti giovani e molte persone a vedere questa disciplina. Tanti dicono che bisognerebbe aprire a qualche insomma, austriaco, qualche polacco, qualche francese, qualche belga anche nel trofeo. Sì, sicuramente sarebbe un incentivo per tutti. Ovviamente le gare devono essere all'altezza per avere questi atleti. Siamo nella direzione giusta, quest'anno veramente tutti i percorsi sono migliorati tantissimo, l'organizzazione, tutto veramente stiamo facendo qualcosa di molto buono. È bello poi dopo questo entusiasmo, a parte tua Iari che sei un ragazzo giovane che ha voglia ancora di fare delle cose, perché poi dopo se non c'è un ricambio noi non è che siamo eterni, bisogna anche cercare di avere un ricambio con giovani che abbiano voglia di impegnarsi e dare per qualche anno una certa continuità a quello che poi possono prendere come in eredità da un Giacomo Salvador. Abbiamo visto un Martino Fruet, ecco questo guida, si vede che è un biker, è spericolatissimo ed è forse croce e delizia, guardate come prende l'impennata delle sue sfighe perché ogni tanto casca perché si prende dei grandi rischi. Sì, Martino rischia molto, è cosciente delle sue potenzialità perché veramente vediamo in questi dossi molto alti, sembra che siano veramente, gli spiana proprio, no? Non ha nessun problema, ovviamente ogni tanto esagera, però ci sta, sai, il biker è un po' spericolato, è la sua caratteristica e quindi è bello che sia così. Abbiamo visto invece Mirko Tabacchi un po' più circospetto, mentre Paccagnella, scusate io continuo a dire, come guida Paccagnella ce ne sono pochi in tutto il panorama ciclocrossistico e un complimento anche a Smarzaro. Sì, Smarzaro anche lui è il primo anno, ha fatto una stagione veramente ottima, è andato un po' in affanno alla fine, però insomma il primo anno passare a correre 40 minuti a 60, gli atleti sono di un livello più alto, veramente ha fatto bene. Tante volte noi ce lo scordiamo, bella anche questa fase con Goliger che abbiamo visto in quella contropendenza l'ha presa veramente molto bene, quindi anche qua è, per fare un'analogia con il calcio, quando uno fa il colpo di tacco o la rovesciata, ecco, è analoga a quel piccolo frammento di Goliger che abbiamo visto come prendeva quella curva in contropendenza in maniera magistrale. Mirko Tabacchi un po' all'inseguimento e oggi un poco in affanno nelle fasi conclusive di questo Mastercross SLSMP, dove noi ci auguriamo che lo prossimo anno sia ancora migliore e possa migliorare non tanto nei percorsi ma in quanto nella logistica, perché la logistica crediamo sia una cosa importante. In Belgio il successo è perché là ogni volta che si fa una gara diventa come una festa paesana e quindi affascina non soltanto l'appassionato di ciclocross o di bicicletta, ma insomma strizza l'occhio anche le persone che abbiano voglia di passare qualche ora in lietezza. Sì, è fondamentale creare, appunto, come hai detto tu, una festa, magari collocarla assieme alla sagra del paese, mi viene da dire, o qualsiasi cosa, in modo che ci siano un sacco di persone attratte dalla festa, che poi quindi vanno a vedere cos'è il ciclocross e magari molti di loro si possono appassionare. Non è magari, ma è solo così che si possono appassionare. Questa è un'esperienza, l'ho fatta una vita con la pista, quando tu crei qualche cosa di contorno la gente comincia a strizzare l'occhio e dire ma non sapevo che era così bello. È successo anche a me tante volte in questi anni di gente che non sapeva nulla del ciclocross, per caso sono andati a vederla, hanno capito chi erano gli autori e gli attori e hanno detto beh, non ci aspettavamo questo tipo di spettacolo. Bene, io non mi aspettavo un Sala così prepotente e un grandissimo Fruet all'inseguimento, dove ha fatto veramente i giri supersonici, perché ricordiamo che era in settima o ottava posizione, adesso è attestato in terza posizione, quindi tanto di cappello a Martino Fruet. Bene anche a Mirko Tabacchi che chiude comunque una annata positiva. Paccagnella è un po' il logotipo del trofeo del Mastercross e del trofeo Triveneto. Smarzaro potrebbe essere un dolce futuro, Pellizzon sicuramente una certezza e un in bocca al lupo anche a Ponta, perché lui il prossimo anno sono convinto che troverà i ritmi giusti del lavoro e anche dello sport. Poi insomma non è l'ultimo arrivato.
Sì, Marco anche lui ormai è navigato, ha grande esperienza, deve solo imparare a regolarsi assieme al lavoro e agli allenamenti, ma tornerà alla grande. Un grande, immenso, e lo accompagniamo volentieri con le telecamere, immenso Enrico Franzoi. Noi ci auguriamo di vederlo presto e di vederlo già alla Coppa del Mondo di domenica prossima e poi ai campionati mondiali dove ci saremo anche noi. Quindi Franzoi vince e garantisce comunque una sua, crediamo, convocazione in nazionale. Ce lo auguriamo tutti da sportivi. Vediamo un Giacomo Salvador che oltre ad essere un organizzatore è tutto cuore, lo capisco, la commozione, la condivisione, la voglia di voler bene, sapere di voler bene degli atleti, c'è tutto in quell'immagine. Bravissimo a Stefano Sala che va a consacrarsi al secondo posto assoluto, ma ricordiamolo, ha vinto e vince negli under 23, quindi complimentissimi a lui. Martino Fruet secondo negli elite, complimenti, terzo assoluto. Andiamo ancora da raccontare Thomas Paccagnella, quarto assoluto, terzo negli elite. Ha fatto veramente una gara strepitosa, tutta in rimonta, anche lui ha avuto dei problemi all'inizio, ma ha fatto veramente una cosa bella. Complimenti anche a te e soprattutto complimenti a un Tabacchi Mirko che proprio si è fatto fregare all'ultima curva. Questa Rabona, non so come si chiama, di Smarzaro, che ha così completato la sua giornata. Un primo piano a coloro che abbiamo detto hanno saputo raccontare il ciclocross, il trofeo Triveneto, vale a dire Fruet e Paccagnella. Bella immagine questa, il podio. Intanto dopo il podio, dove vediamo anche Renato Longo, 5 volte campione del mondo, anche lui di Vittorio Veneto, un grande Salvador. Io ti ringrazio, caro Iari, e alla prossima. Io il prossimo anno spero che tu vorrai ancora trovarci e farci compagnia. Lo spero, e grazie a voi per tutto quello che fate. E il percorso il prossimo anno come sarà? Vedremo, cercheremo di migliorarlo sicuramente. Grazie, in bocca al lupo e al prossimo anno. Vi sono mancato. No. Non era un bel applauso? No. Non gli sono mancato. Guarda che oggi butta male, cari ragazzi, io non ce la faccio più. Comunque, allora, arriviamo al consulto. Io sono arrabbiato con te. Anna, mi dispiace. No, guarda me, con te sono arrabbiato. Guarda che la Bulleri forse vinceva uguale, per carità. Però, se gli stavi un po' a ruota, perché io credo che chi è davanti tema quello che è di dietro. Me l'ha insegnato un amico che non era tanto, era un po' uno farfurello quando eravamo piccoli. Chi è di dietro, insomma, è più tranquillo di quello che è davanti, potete pure ridere. Però forse gli creavi quel pathos, creare qualche errore per poter tu poi dopo alla fine. Perché per me si è andata benissimo. Sì, beh, ieri mi sono divertita anche io. Penso che ieri era un percorso che a stare a ruota non guadagnavi tanto. Io ho deciso di stare davanti perché così almeno sul ghiaccio così potevo fare le mie linee. Ci ho provato, però l'Alessia era molto più forte ieri, quindi complimenti a lei. È forte, però chi è davanti che fa le linee, chi è di dietro le copia, mi pare a me, dicono forse la stupidaggine. Sì, dipende però comunque anche molto dal percorso. Quando il percorso è gelato forse è meglio stare davanti perché si rischia meno di cadere, perché se poi dietro comunque se ti cade quello davanti sei fregato. Beh, quello è sempre stato così, quello che è di dietro patisce. Vabbè, ma comunque lasciamo perdere le dietrologie. Paolo, io so che tu hai un'idea che tanti adesso vogliono dire è mia, in Italia succede così. Tu vuoi creare un ciclocross estivo e io spero che tu lo possa fare perché sono curiosissimo, anche perché credi che ci sia credo anche una buona partecipazione, perché no? Ma sicuramente ne stiamo parlando, il fuoristrada è sempre in evoluzione, ci si inventa sempre qualcosa di nuovo, a volte si spaccia per una nuova invenzione qualcosa che è già stato fatto. Si può prendere spunto dal mountain bike, si possono fare le gare a eliminazione, ci sarà l'enduro gravel, l'abbiamo già normato in Italia prima degli altri, adesso il gravel, tanta gente non sa neanche di cosa si parla. Cos'è il gravel?
Gravel. Gravel, Cos'è il gravel? è una bicicletta da ciclocross che sta già vendendo tanto in America e anche qua stiamo attenti a queste nuove evoluzioni. È una bici che hanno scoperto che è molto più versatile, ecco, che potrebbe essere un qualcosa che poi sviluppa un ciclocross estivo e avvicina tanta altra gente. A me piace passare per stupido perché chi passa per troppo intelligente alla fine non fa capire alla gente. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Oggi ci sono dei percorsi che non sono più montani, ci sono dei percorsi con dei declivi, chiaramente, l'abbiamo detto tante volte, più dolci, dove questa bicicletta potrebbe veramente, diciamo così, essere qualcosa da affiancare al mountain bike. Quando uno vuole fare dei percorsi particolarmente duri, usa il mountain bike, ma non tutti sono da mountain bike. Mi viene in mente anche la persona con, diciamo, qualche leggera difficoltà, queste biciclette possono essere anche assistite. E quindi il percorso turistico con declivi dolci potrebbe essere... Vabbè, ma anche le bike sicuramente è un'altra gran bella invenzione che avvicina gente che non è in grado di allenarsi perché non ha il tempo, perché non ha la forza, ok, riesce a fare i percorsi che fanno gli altri con meno fatica, comunque fatica si fa, e in tante località turistiche le stanno proprio mettendo anche nei noleggi a fianco delle mountain bike, delle bici da corsa, e hanno creato proprio una nuova utenza. Io dico che questo Trofeo Triveneto abbia esportato tanti brand, no? Abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato di altre attività, altre discipline. Vi siete resi conto, e qua vorrei che un po' tutti mi rispondessero, nel senso che abbiamo visto che forse tappa per tappa c'era molta più gente che gli altri anni. Io parlo proprio a livello di pubblico. A me pare che ce ne sia stata molta di più perché abbiamo visto delle lande proprio desolate negli anni passati. Quest'anno bene o male è un trend anche a Scorzè, mi pare che c'era tantissima gente. Sicuramente ci ha dato una mano anche il tempo perché è stato un inverno stupendo, quindi la gente era anche incentivata a venire fuori, insomma. E quindi... Beh, anche lo scorso anno non ci è andata malissimo, eh. Sì. Però voglio dire, mi pare che il trend sia più abbondante rispetto al passato, mi pare che la gente cominci anche a capirlo molto di più. Cosa dici tu, che sei speaker e che tu lo devi capire per forza? Io spero che lo capisca ancora di più, perché più gente c'è, più io mi diverto con questi ragazzi. Comunque di gente ce n'era, poi ovvio dipende dalle location, Nicola, dipende da tantissime cose. Quest'anno le temperature sono state ottimali sino alla settimana scorsa, ieri c'era un po' di freddo, ma comunque c'era il sole. Avete visto le immagini? Stupenda come sempre Vittorio Veneto, con qualsiasi veste. Speriamo nel pubblico, basta mettersi una sciarpa, dato che vedono sempre che io ho le sciarpe addosso, e si va Diciamo dove che si tu fai vuole, anche un dai. po' come i tenori, no? E devi conservare la voce, è vero, per cui bisogna anche proteggersi, però un plauso bisogna farlo a Giacomo Salvador, che lo avremo qua settimana prossima, perché comunque è quello che fa le cose e poi chiaramente è quello che si becca pure le parole, no? E alla fine mi piace le persone che comunque possono anche fare degli errori, io sinceramente quest'anno non ne ho visti, se non forse, caro Paolo Garnica, che sta legge che se le donne devono fare il giro con le donne sarebbe bello farlo per tutti, perché sennò alla fine credo che un giro conti molto, possono cambiare tante cose. Sicuramente sì, è giusto che sia così, è normato e mi fa specie che in alcune gare ci siano state delle giurie che riescono a interpretare anche quello che è stato scritto in modo che non sia interpretabile. La loro gara finisce nel momento in cui finisce la prima donna. Io sono un uomo di regole e tutte le regole, credo, nella democrazia non tutte siano condivisibili, ma se non fosse così ci sarebbe l'anarchia e ognuno farebbe esattamente quello che vuole. Sono d'accordo, poi tra l'altro anche a livello mediatico sicuramente ha un appeal diverso, perché molto spesso magari tra la prima e la seconda c'è un minuto o anche 40 secondi, però poi è brutto anche per chi deve scrivere il comunicato, scrivere a un giro, Sì. perché sembra sempre che sei la povera sfigata che devi d'accordo. raccontare a un giro e poi magari erano a 40 È secondi. brutto anche per chi commenta, cioè è bruttissimo in certe gare dover rilegare in secondo Sono piano d'accordo. delle brevissime Ma ragazze. anche perché tante volte ti becchi la terza, la quarta, che veramente è stata ridoppiata e lei stessa non si sente protagonista come invece dovrebbe essere giusto che sia. Ma comunque, voglio dire, se le norme ci sono, Speriamo, le regole, insomma, che bisogna rispettarle, a uniformarsi. possono piacere o no, se non sono proprio belle, la democrazia impone che la maggioranza avrà un peso maggiore, ma se c'è una regola bisogna pur rispettarla. Mi vuoi presentare queste ragazze? Perché comunque hanno fatto strada. Esatto, intanto partiamo da Giovanna Micheletto. Giovanna,
anche te, insomma, quest'anno è una stagione un po' altalenante, però sei riuscita comunque nell'ultima parte di stagione a fare bene, e anche la vittoria comunque del campionato regionale Veneto. Ma sì, quest'anno è stato un po' così perché ho avuto dei problemi al ginocchio a inizio stagione, a settembre, quindi sono partita un po' sottotono, però poi vedevo che ogni gara miglioravo e quindi mi dava anche più stimolo per allenarmi. Poi sì, sono molto contenta comunque di aver vinto il titolo regionale, è sempre un piacere. E poi sì, così mi dispiace un po' per l'italiano che è andato un po' sottotono, però sì, mi sarebbe piaciuto riuscire a combattere insieme a Rebecca per il podio, però non ero nelle condizioni Ma il giuste. prossimo anno quindi. mi pare che si giri vicino alle parti di casa tua, mi Sì, pare, sì, o a sbaglio, Silvelle, esatto. Silvelle. Insomma, questi qua hanno un'esperienza a chilo, ragazzi. Assolutamente, poi tra l'altro Mauro Zamprogna l'ho sentito qualche giorno fa, mi ha assicurato che verrà veramente un bel percorso, Ma perché lo immagino, stanno sì, studiando non ad avrebbe hoc, altro. quindi Giovanna, per te stagione che finisce, adesso farai mountain bike o strada quest'anno? Sì, quest'anno continuerò a mountain bike, così mi darà più tempo anche per studiare, per fare altre cose. E poi vedremo dai col ciclocross l'anno prossimo, dato che ci sono proprio gli italiani qui vicino a casa nostra, magari. Gaia Gaia Palotto. Palotto. Oh, l'abbiamo nominata tanto quest'anno. L'abbiamo nominata tanto, era anche tra i pronosticati di questo italiano, insomma è andata bene. Penso te l'aspettavi il risultato o speravi qualcosa di più? No, non me l'aspettavo e è andata bene. Basta così, è andata bene, sono contenta di essere arrivato, voto per la pace nel mondo. Ancora ci sta sempre. Pensa bene però, eh. E invece, Francesca Selva, posso farti una domanda? Alzati in piedi così ti fai vedere le telecamere. Tu sei quella che lo scorso anno, era tua mamma che mi aveva avvicinato ancora a buia, c'è sta poratusa che vuol correre e non la fanno correre. Tu ci hai messo veramente tanti impegni e quest'anno hai rischiato di non farlo però. Sì, ho avuto problemi, io ho finito cross l'anno scorso, mi sono fermata perché avevo problemi al ginocchio e sono ripartita proprio 3 settimane prima del cross facendomi allenamenti da sola e ho provato a fare qualche gara su strada finendole senza allenamento. Poi ho deciso di iniziare a fare cross anche quest'anno, provarci perché comunque dovevo ricominciare la preparazione perché non avevo intenzione di smettere dato che mi avevano dato la possibilità di ricominciare e ho chiesto a Gino se mi dava la possibilità anche quest'anno e mi ha accolto come in una famiglia come l'anno scorso e quest'anno me lo sono goduto il cross come divertimento senza volere un risultato preciso e infatti mi sono divertita tantissimo dalla prima all'ultima tappa e poi prima e dopo la mia gara ero a far foto e quindi è stato per me tutto E so un che sei divertimento. anche una mirabile fotografa. Molto brava, infatti io lo dico, ma gli ho già anche scritto che secondo me lei ha un dono e abbiamo parlato anche con Bigliani che lei ha un dono e deve continuare con questo dono Che perché lei bello, vede che- al di là della macchina fotografica. Guarda che tu hai detto delle cose che mi fanno come... ma che mi commuovo. Quando ci sono i doni, quando si dicono i doni vanno rispettati, vanno caldeggiati, perché se tu non li caldeggi è come bestemmiare. Per cui grazie Francesca e salutami la tua mamma. Invece sto ragazzino lì, cos'è che ha vinto? Ha vinto il Giro d'Italia ciclocross. Ah, la concorrenza! Ma no. Però, dai, Insomma, è concorrenza! andata bene, anche tu, insomma. Alzati in piedi. Alzati in piedi. Lo dicevamo, è stata una delle gare più belle come categoria che siamo andati a commentare quest'anno, perché sì, c'era Filippo Fontana, ma c'era anche una grandissima lotta dietro e comunque a ridosso di Filippo, e per te questa bella maglia, insomma, che te la sei guadagnata perché l'hai lottato veramente fino all'ultima tappa. Sì, sono contentissimo di aver vinto questa maglia. Quest'anno Filippo è andato fortissimo e comunque con Dalla Valle e tutti gli altri essere in battaglia là dietro. E sono contento così di questa stagione. La maglia l'ho portata a casa e sono tutti contenti. Sai che mi sembri? Savoldelli, quello che ha fatto la cronaca con lei. Ma faccio somiglia. Cioè, somiglia a fare Sì, Savoldelli. sì. Volevo chiedergli una cosa. Noi la settimana scorsa abbiamo avuto in studio sia Tommy che appunto Filippo. Quella bellissima immagine del podio che vi... Vero. Sì. Vero. Una bella immagine vera di sport, no? Di Asolo. No, del podio dell'italiano Ah, dove praticamente aiutate Filippo a tirare su la maglia, no? A vestire la maglia. L'abbiamo chiesto anche a loro, anche per te. Cosa ti ha lasciato il Trofeo Triveneto, comunque questo gruppo di atleti, di amici, oltre alla domenica
Quindi al di là di tutto, cosa ti ha lasciato a livello personale quest'anno di cross? Abbiamo fatto molto gruppo quest'anno, l'anno scorso non era così, però ho fatto anche nuove amicizie comunque. La cosa più importante è divertirsi, insomma. E poi diciamo che la cosa forse che ti preoccupa di più e forse ti farà un po' più dispiacere non vedermi più, insomma, lo capisco ragazzi. Fatemi un applauso perché cosa volete che vi dica? Passa a Tagliapietra, va. Caro Il Edoardo. campionato regionale. Bravo il tuo parrucchiere. Devo dire la verità, mi piace. Ok. No, mi piace. Mi sembrano i cartoni animati dei giapponesi, posso Ma dire? perché poi? Ma perché una volta negli anni '80 non facevano quei cartoni animati. Sì, appunto. Tra l'altro quello di Daniel. Con Daniel me lo sto preparando per ultimo. Poi mi raccomando a Gianni, facciamo un'inquadratura dove sa già tutto Gianni, non serve aggiungere. Certo, niente. certo, Mi raccomando, certo. Gianni, mi raccomando. Sto ragazzino qua ha dei numeri per me. Ti sei divertito a Scorzè? Beh, sì, sicuramente perché anche nei giorni prima avevo provato il percorso, però cioè, secondo me un percorso col fango è un altro che un percorso senza. E beh certo, là ci sono atleti che possono vincere e anche perdere a seconda delle loro caratteristiche. Sì. È vero, tu sei più da fango. No, beh, non avevo... Ce ne azzeccassi una. Cioè, io venivo dalla stagione di strada, quindi non avevo mai provato il fango e anche negli allenamenti perché era stato un inverno anomalo, secco. Cioè, ma parli come un professore, io sono dispiaciuto di questo. È un inverno anomalo. Io alla sua età sapevo tre parole soltanto. Mamma, mangiare, cacca, papà, gioco, festa, pallone. Basta, cioè il mio vocabolario era quello. Sono tutti gli scienziati. Che scuola fai? Che classe sei? Sono in seconda media. Analfabeta io secondo me. Vabbè, ma tu sei un caso a parte. Ma no, ma eravamo Si vede tutti che così. carriera hai fatto. Ma scusami, Scusa. non è che siamo tanto... Sì, sei un po' più giovane, ma una volta eravamo imbecilli. Cioè, mettevi un microfono in mano a me e diventavo pazzo. Per fortuna che il ciclismo sta cambiando. Se Sì. il ciclismo ha pagato nel tempo è perché anche si portava una quota parte di, tra virgolette, Io giocavo a ignoranza. pallone, comunque voglio dire, il trend era quello, eravamo minimo, eravamo minimalisti. No, adesso... Mamma, papà, Speriamo che gioco, continuino a pallone, crescere così. Festa. Vabbè, Smazzaro, inutile mi guardi con quella faccia. Sai che Smazzaro ha fatto il Gran Premio... Lo so, ha fatto il Gran Premio Comunità Montana del Brenta. No? Esatto, l'ho fatto. Esatto, bellissimo veramente. Spettacolare. Digli che è bello perché sennò si offende. Dove saresti tu oggi se non avessi fatto il Gran Premio Comunità Montana? Qua. Vado via ragazzi, ma non è una trasmissione, vi siete messi d'accordo oggi? Tutti contro di me, c'ho delle serpi in seno. Argesi, mi Vabbè, dispiace. Daniel, comunque a parte tutto, ho visto ieri la spaccata che hai fatto, come si chiama la Veronica? Come si chiama quando uno si alza con la bicicletta? Che è? Come si chiama? Il parkour? Che parkour? Non lo so, ma c'avrà un nome? No, allora, se no, stacca da terra si chiama inglese. bunny hop. Bunny hop, che è quello che si prepara sempre sapevo che c'era il punta. bunny hop io. Ma l'aveva fatta anche all'italiano, si era preparato. Il bunny hop. Si era preparato, dovevi vederlo in finish line. Allora, facciamo finta che non abbiamo detto niente, così faccio bella figura. Ma senti, abbiamo visto quel bunny hop. Sì. Bello. Ti è piaciuto? Dai, a parte tutto, tu stai facendo un bel triveneto, l'hai fatto È splendidamente. stato sfortunato però, abbiamo detto in cronaca, però l'unico giorno importante, quello dell'italiano, non ti è successo niente. Sì, quest'anno è stata un po' una stagione abbastanza sfortunata. Ero partita bene, che ero andato in Svizzera, ho fatto belle gare, anche le prime 2 gare, dopo da là fino si può dire all'italiano è sempre andato tutto male, però dopo dall'italiano queste ultime 2 gare è andato tutto bene per fortuna. Vedi, Non ho credo fatto che danni. comunque, adesso Daniel, partiamoci qua, il ciclismo è meraviglioso per quello, il ciclocross ancora di più, vi insegna a non mollare mai, perché credo che comunque facendo ciclocross credo che possiate essere tutti d'accordo, anche le minime cavolate della vita, i dispiaceri, le poche difficoltà o tante che si hanno a scuola, tra i libri e anche riuscite a superarle meglio di altri che non fanno sport, io credo questo. Sì, quello sì, quest'anno è stata veramente dura per me perché ogni domenica succedeva qualcosa, però sono sempre andato avanti e E poi che te capitano ne queste freghi? cose. Hai fatto il Comunità Montana del Brenta, che te ne freghi? Fategli un
visto che abbiamo Michele qua e ha fatto un bellissimo articolo che ha pubblicato Bigliani su Treviso Mountain Bike, che raccontasse un po' anche al pubblico la storia di Moreno Pelizzon, cioè quello che è successo a Moreno Pelizzon all'italiano e come ha reagito anche Luca Andreatta. Tra l'altro sono ragazzi che noi conosciamo bene perché li abbiamo commentati spesso e quindi volevo Michele che raccontassi in breve quello che è successo e che quello che ti ha stupito, che ha stupito poi anche nelle tue parole, ti ringrazio perché hai fatto un bellissimo scritto, che fa vedere che al di là del risultato c'è anche qualcos'altro molto spesso. Sì, certo, è stata effettivamente una coincidenza di più fattori, insomma, il fatto che anche Moreno non ha fatto una grande stagione e puntava molto a un italiano per riscattarla. E niente, il primo giro ha rotto il cambio, io mi aspettavo che uno del suo livello si fermasse perché insomma il box era molto molto distante, e invece lui impassibile è partito e poi sono andato di là e lo stesso aspettavo che si fermasse, e invece no, avanti, e quindi ha fatto una cosa anomala per uno del suo livello. Ha fatto tutta questa gara in rimonta, tra l'altro con dei tempi strepitosi, quindi lo vedevi lottare, una cosa assolutamente insensata da un punto di vista logico. E dall'altra parte c'era invece Luca Andreatta, che è un altro ragazzo d'oro che attualmente lavora, si allena praticamente niente, che stava lottando, era partito per arrivare e basta, e poi stava invece lottando addirittura per il 10° posto, che per lui era come un podio. E fatalità, si sono trovati proprio all'imbocco dell'ultima rettilineo d'arrivo, che Moreno stava arrivando, sfinito, quindi non è detto che la volata l'avrebbe vinto o no, ma sta di fatto che Luca l'ha lasciato tranquillamente senza neanche provarci, proprio perché dicevano... nel dopogara mi ha detto guarda, se facevo la volata mi sarei sentito un verme perché non... Fate un applauso, lasciamo stare. Io volevo che venisse raccontata perché non tutti l'hanno letta su Treviso Mountain Bike ed è assolutamente, secondo me, il sunto di quello che insegna il ciclocross. E poi una cosa bella è stata che l'ispirazione dell'unione delle due storie è stata la foto di Francesca, che è una foto veramente strepitosa. Che parla da sola. Io credo, fatelo l'applauso, fatelo forte. Io credo, guarda, sfondi una porta aperta, perché prima, scherzando con Smarzaro, quando si organizzava il Gran Premio Comunità Montana del Brenta, si dava il premio maggiore, più importante, che era una bicicletta a un anonimo, però che aveva una storia particolare. Io credo che noi dobbiamo portare tanta attenzione. Paolo, quando tu dicevi prima bisogna rimodernare il complesso politico della federazione, credo che sia proprio questo. Rimodernare vuol dire anche riattivare quelle particelle neurali che possano garantire a questi comportamenti la visibilità che debbono avere, perché sennò alla fine non possiamo sempre parlare dei vincitori, perché senza i partecipanti quest'anno il ciclocross non avrebbe fatto record, e quindi, come dico spesso, anzi questa è una cosa che mi ha insegnato l'Elenia, è che è proprio vero, l'inverno è senza colori. La primavera si respira con i colori degli atleti e quindi questo è importante. Noi dobbiamo prenderci cura, perché comunque credo che la dirigenza della federazione tutta insieme, anche dei vari comitati, debba avere come primo incipit la crescita dei ragazzi, non i cartellini. Ma sicuramente sì, però anche qui entra in gioco quello che riesce a proporre una società, quello che riesce a proporre il tecnico. Cioè tutti i ragazzi devono avere la possibilità comunque anche di non essere campioni e devono onorare fino in fondo la maglia che portano, deve essere fatto capire quello. Io la vorrei pensare una normalità, la gara che ha fatto Moreno, perché comunque, non so, è troppo facile per me parlare di un Martino Fruet, ma guardate Martino Fruet cosa fa gara dopo gara. Incredibile. Ieri era sul podio, a un certo punto si è girato verso Sala verso Martino, e si sono chiesti ma quanti anni hai? E Martino a Sala ha detto io ho un figlio che ha la tua età. Emiliano all'età di Sala. Che sono storie incredibili, applaudite per favore, fate sentire a Martino che ieri proprio l'abbiamo incoronato insieme a Paccagnella. I boys di questo trofeo sono quelli che lo hanno veramente saputo tinteggiare in maniera quasi artistica, e siamo contenti, e quindi settimana prossima manderemo tutte le interviste con le classifiche, e anche le gare master. Certo, facciamo un cadeau a questo trofeo Triveneto, facciamo qualche puntata in più, ma chi se ne frega, se l'è meritato tutto l'impianto che ha lavorato a questa idea, e abbiamo cercato di farlo senza andare in quello ci è più simpatico, quello un po' meno simpatico. A noi, la gente che lavora, ci è simpatica tutta,
e non parliamo certo alle spalle di nessuno. Chi mi conosce sa che quello che devo dire lo dico in faccia, l'interessato è sempre il primo a saperlo, però questo era e questo deve essere per continuare. Perché credo che Salvador, una cosa è certa, te insieme a tanti altri organizzatori che non consegneranno forse dei campioni, perché i campioni è uno, può essere lui al Giro d'Italia, può essere Pippo Fontana per quanto riguarda i campionati italiani, però una cosa è certa, che consegniamo dei ragazzi che saranno dei validi cittadini, dei cittadini con i quali potremo tener conto in un futuro. Questo è lo sport, io spero che questo passi. Sicuramente sì, da sempre lo sport è scuola di vita, ci sono stati dei momenti dove non c'era niente da imparare, sta cambiando qualcosa, dobbiamo essere tutti assieme, uniti e desiderosi che effettivamente le cose cambino e possono cambiare. Siamo proprio in chiusura, io ringrazio tutti quanti i miei ospiti, grazie Ilenia, a te ci vediamo domenica con la diretta di una prova, l'ultima prova di Coppa del Mondo. Da Ugaride, esatto. Poi ci sarà la trasferta tua insieme a Stefano Masi, andremo a sentire a Zolder, a Zolder e di per il solito mondiale. porto bene, quindi speriamo che sta anche sta. E io mi auguro che ci siano delle grandi sorprese, quindi ringrazio te, ringrazio Moreno Martin. Vienici ancora a trovare, so che tu hai fatto tanta strada e mi commuovono quelli che fanno tanta strada. Ma Gianni me l'ha chiesto la sera prima della gara di Buia e non mi sono scordato il suo invito. Era una promessa ed era un precisi, invito. Bravo. Grazie Paolo, che sta a casa, lo sai, io con te uso sempre questo slang. Mi casa è tu casa, quindi tu sai benissimo che qua per te ci sono sempre le porte aperte perché sei una persona intelligente. Anna, tu sei dolcissima. Va bene, dolcissima, sei una ragazza splendida, ma c'hai due palle sotto, che nessuno lo sa, e lo so io, perché tu sei una grande lavoratrice, maestra di sci, e alla faccia. Adesso Argesi vai a Plan de Corones, che l'Anna ti insegna No, ma io ad so andare già con lo sciare. snowboard. Cioè, no, per lo vedi snowboard. Argesi con lo snowboard? No, neanche io. E a sciare mi vedi il fisichino a sciare? No, neanche. Cioè, dimmi, la valanga la posso fare? Sì, la valanga sì. Ma che ti odio, Cosa c'è le palle, Ti odio, Beh, insomma, ti ringrazio anche te, caro Michele Mogno, per essere stato qua, per averci raccontato questa storia e avermi portato questi bei ragazzi. Quando io vedo dei ragazzi giovani, insomma, mi sento anch'io un po' più giovincello. Vorrei tanto, un desiderio ce l'ho, è che la Giovanna Micheletto mi facesse un sorriso a chiusura, è vero, di questa trasmissione. Battetevi le mani e soprattutto arrivederci a settimana prossima con tutto quello che è stato l'ambaradan del trofeo Mastercross e del trofeo Triveneto. A te, bike. Come al solito. Ciao, Let's go. Sei con Gianluca Giardini? Con Gianluca Giardini. Ah beh, allora siamo a posto, Oh, Gianluca mi piace da morire, mi spacca. È vero? Spacca. Ma vai via con questi capelli? Sì. Non ti si può guardare. Vabbè, mi dispiace. No, arrivederci. Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.